Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici. Ci ritroviamo per qualche minuto di yoga insieme e cominciamo questo incontro di oggi con un bel sorriso. Sorridiamo con il viso, sorridiamo soprattutto con il cuore, anche se c'è qualche peso nel cuore, se c'è qualche pensiero pesante nella mente, sorridiamo e tutto diventerà più leggero. Sentiamo questo sorriso, un sorriso che si espande, che si allarga dentro di noi e crea spazio e crea luce dentro di noi. E poi ascoltiamo il nostro respiro. Appoggiamo come sempre le mani sull'addome senza forzare il respiro, senza alterarlo. Rimaniamo semplicemente in ascolto. E ascoltare il respiro ci porta lontano da tutti i pensieri, ci porta lontano dall'ambiente intorno a noi e ci porta dentro noi stessi, in profondità. Ci ascoltiamo, sentiamo come è quieto, come è lento il ritmo del respiro. Se siamo veramente attenti, presenti, se siamo veramente in ascolto del nostro respiro, possiamo sentire che un po' alla volta, più che un movimento fisico, diventa un sottile movimento di energia, un soffio di vita che entra dentro di noi, che arriva da lontano, chissà da dove. Un respiro, poi un altro, come onde leggere che non si fermano mai. Adesso facciamo una bella sequenza per sciogliere un po' le spalle. Dobbiamo fare tutto con leggerezza, movimenti lenti e leggeri. Abbassiamo le braccia, le spingiamo un po' indietro i palmi delle mani, fuori il respiro. E poi apro lentamente, inarco leggermente la schiena, palmi delle mani in avanti, un po' indietro la testa, dentro il respiro. Apriamo bene, portiamo un po' indietro le spalle, creiamo un bello spazio ampio nel petto. Poi sulle braccia, leggere, braccia senza peso, spalle rilassate. Ruotiamo completamente le spalle, senza fare questo, sempre le spalle giù bene, lontane dalle orecchie. Poi su, riportiamo i palmi delle mani verso l'alto, poi su, dentro il respiro e fuori il respiro, lentamente, ritorniamo nella posizione di partenza. Ancora, inspiro, dentro il respiro, espiro sulle braccia, leggere. Dentro il respiro ruoto completamente le braccia, fuori il respiro le ruoto ancora, palmi delle mani verso l'alto, poi su dentro il respiro, fuori il respiro. Facciamolo ancora una volta con leggerezza, dentro il respiro, fuori il respiro. Dentro il respiro, fuori il respiro, su, dentro il respiro, fuori il respiro. Fermiamoci un attimo così. Abbandoniamo la testa, le braccia, incurviamo un po' le spalle e poi con calma ci risolleviamo, rilassiamo. Spalle bene aperte senza chiudere la schiena, dobbiamo sentire
spazio nella schiena, spazio nel torace. Adesso facciamo questo, apriamo le braccia, una bella ispirazione profonda dentro il respiro, battiamo insieme i palmi delle mani, le sfreghiamo, chiudiamo i pugni con le nocche, premiamo con forza dalle spalle fino alle ginocchia, su, una bella pressione delle mani sul torace, sulle cosce e poi e buttiamo fuori tutto, buttiamo fuori tutti i pesi, tutti i pensieri, tutte le contrarietà. Ancora, dentro il respiro. Batto insieme i palmi delle mani, strofino con forza, carico le mani di energia, chiudo i pugni. Passo bene le nocche delle mani dalle spalle fino alle ginocchia. E poi e butto fuori. Facciamolo ancora una volta. Dentro il respiro, a contatto i palmi delle mani, strofino con forza, carico le mani di energia, di prana, di luce, poi chiudo, strofino con forza. E butto fuori. Rilassiamo, appoggiamo le mani sulle cosce, distendiamo completamente e adesso, tenendo tutto il corpo rilassato, disteso, ascoltiamo tutte le sensazioni, ascoltiamo tutto quello che si muove sulla nostra pelle, dalle spalle fino alle ginocchia. Assaporiamole queste sensazioni, ascoltiamo con un'attenzione sensibile. Sentiamo come formicola, come vibra tutta la pelle. Sono sensazioni che entrano anche dentro in profondità nel nostro corpo, cerchiamo di coglierle. Sono sensazioni che ci regala il nostro corpo. Bene, adesso facciamo questo. Chiudiamo i pugni, portiamo i pugni tra le ginocchia. I pugni spingono all'esterno, le ginocchia spingono all'interno. Dobbiamo creare un po' di contrasto, che questo tonifica, fortifica i muscoli delle cosce, i muscoli delle gambe, le ginocchia. Rilassiamo. Ancora, le ginocchia spingono all'interno, i pugni spingono all'esterno. Rilassiamo. Adesso portiamo le mani all'esterno delle ginocchia, le mani spingono all'interno, le ginocchia spingono all'esterno. Dobbiamo creare un contrasto che fa lavorare i nostri muscoli. Rilasso, ancora tendo, rilasso, facciamolo ancora una volta, tendo, e rilasso. Bene. Adesso prendiamo la posizione del fiore chiuso e del fiore aperto. Partiamo dalla posizione del fiore chiuso, chiudiamo i pugni, incrociamo le braccia sul petto, ci flettiamo un po' in avanti e immaginiamo di essere un fiore con tutti i petali raccolti. A volte ci sentiamo un po' chiusi, c'è un po' di buio dentro di noi, non riusciamo ad aprirci. Poi arriva sempre un raggio di luce, un richiamo. Il fiore è lì che non sa quando sboccerà, è lì che accoglie il sole, la luce, la pioggia, senza sapere quando sarà il momento in cui sboccerà. Ma quando arriva un richiamo, piano piano il fiore comincia ad aprirsi. Cominciamo a allontanare un po' le braccia, cominciamo a separarle lentamente, aprire piano le dita delle mani come fossero i petali di un fiore che si schiudono e continuiamo ad aprirci. Il fiore si
si apre con un senso di stupore, di meraviglia, quasi senza sapere che cosa lo attira, che cosa lo chiama. E adesso fermiamoci un po' con il viso verso l'alto, i palmi delle mani verso l'alto, sentiamoci come un fiore con la corolla completamente aperta, con la corolla che si apre al cielo, al sole, alla luce, e sentiamo che è tutto così immenso, ci sentiamo così piccoli, come un piccolo fiore, eppure dentro di noi c'è una vastità inimmaginabile. Il fiore si nutre di luce, dell'azzurro del cielo, del volo delle rondini, dei disegni delle nuvole. E poi piano piano raccoglie ancora i suoi petali, torna a richiudersi, torniamo nella posizione del fiore chiuso, chiudiamo lentamente le dita delle mani, incrociamo le braccia, flettiamo un po' la testa in avanti, flettiamo un po' le spalle, fermiamoci un attimo così. Il fiore si richiude per portare dentro di sé, in profondità, il dono della luce. Lo raccoglie tra i suoi petali. Stringiamo un po' le braccia al petto, come per portare più in profondità dentro di noi questo dono, il dono della luce. E poi piano piano lasciamo, abbandoniamo le braccia, risolleviamo la testa, rilassiamo, spalle bene aperte. Flettiamo la testa in avanti, disegniamo un cerchio nell'aria con la testa, lentamente, cercando sempre di gustare il movimento nell'altra direzione. Tutto con calma, sempre ascoltando il peso della testa, ascoltando come si muove il collo. Ancora, cambiamo ancora direzione, larghe le spalle, lontano dalle orecchie, rilassate. E ancora cambiamo direzione, disegniamo ancora un cerchio nell'aria. E ci fermiamo. Adesso portiamo le mani alle spalle, su, portiamo i gomiti verso l'alto, cerchiamo di avvicinare i polsi dietro la nuca. Sentiamo come lavora la muscolatura sulle fasce laterali del corpo. Sentiamo che adesso qua, sui fianchi, è tutta completamente allungata la muscolatura, accorciata la muscolatura delle spalle e lentamente facciamo scendere i gomiti fino ai fianchi. Sentiamo come lavorano i muscoli. Adesso si accorciano sui lati e si distendono, si allargano i muscoli delle spalle. Su ancora. Lentamente ascoltiamo i nostri muscoli. Poi piano piano le braccia scendono. Ancora, su. Teniamo un attimo questa posizione e poi scendono ancora i gomiti lentamente, tutto lentamente, ascoltando come piano piano tutti i muscoli si accorciano e rilassiamo. Sempre le spalle bene aperte. Adesso portiamo le mani ai fianchi, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lentamente cercando di disegnare dei cerchi belli ampi. Nell'altra direzione.
ancora un cerchio. Bene, rilassiamo. Adesso facciamo una torsione molto semplice, senza forzare. Allunghiamo in avanti un braccio, inspiro dentro il respiro, fuori il respiro, lentamente ruoto, appoggio la mano sull'esterno del gomito, premo un po' con la mano, entro un po' nella torsione, ma tutto con attenzione, senza forzare. Sentiamo dove possiamo arrivare, dove sentiamo il primo punto di resistenza della schiena, della colonna, e ci fermiamo. Stiamo un attimo nella posizione cercando di rilassare completamente. Poi ritorniamo al centro, allunghiamo l'altro braccio, dentro il respiro, molto lentamente buttando fuori il respiro, ruoto, mano all'esterno del ginocchio, spingo anche indietro la testa, mi fermo nella torsione, tutto rilassato, le spalle lontane dalle orecchie. Poi ritorno, rilasso. Adesso intrecciamo le mani, solleviamo un po' un ginocchio, intrecciamo le mani sul ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Mi risollevo, allargo il ginocchio lateralmente, disegno come un semicerchio con il ginocchio e rilasso. L'altro ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Allargo lateralmente, disegno come un semicerchio e riporto il ginocchio. Ancora una volta, l'altro ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Allargo, cerco di fare un bel movimento ampio. Riporto il piede a terra. Ancora l'altro ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Apro, allargo, riporto il ginocchio al centro e rilasso. Bene. Adesso lavoriamo un po' per togliere le contratture dalle articolazioni delle mani, per sciogliere un po' le articolazioni delle mani. Cominciamo con una mano, chiudiamo il pugno, apriamo il pollice, l'indice, il medio, cerchiamo di separare, distanziare bene le dita, l'anulare e il mignolo. Allarghiamo bene le dita della mano, chiudiamo il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice e il pollice. L'altra mano, chiudiamo il pugno, pollice, indice, medio, anulare e mignolo. Allarghiamo bene, mignolo, anulare, medio, indice, pollice. Adesso teniamo i pugni chiusi, avviciniamo i polsi, apriamo i pollici, poi gli indici, come un fiore che apre i suoi petali. Richiamiamo ancora l'immagine del fiore, i medi, gli anulari e i mignoli. Avviciniamo la punta dei mignoli e dei pollici e teniamo le dita così, un po' ripiegate. Vediamo proprio le nostre mani come se fossero il calice di un fiore. Visualizziamolo il calice di un fiore. Cerchiamo di creare un'immagine chiara. E adesso immaginiamo di portare questo fiore nella nostra mente e si allontanano tutte
tutti i pensieri. Abbassiamo un po' le braccia, avviciniamo il fiore al torace, immaginiamo di portarlo dentro il nostro cuore. E un fiore dentro il nostro cuore, un sorriso sul nostro viso, un sorriso sul nostro cuore. E cerchiamo di mantenere questa bellezza e questa serenità dentro di noi per tutto il tempo della nostra giornata e anche nelle prossime giornate, in tutte le giornate che verranno. Bene, vi ringrazio, vi auguro di passare una buona giornata e vi abbraccio tutti con tanto amore.